Rainbooks è anche impegno civile, sociale, politico? Assolutamente sì. Appunto, come dicevo prima, cioè, l'ho proprio sentita come un'esigenza, quella di aprire una casa editrice a tematica LGBT. E sicuramente abbiamo, in realtà, è difficile riuscire ad avere a che fare con le associazioni. Nel senso che, per esempio, l'Arci qui a Bologna, fino a poco tempo fa, come dicevo ieri sera, poi ci snobbava, ma non tanto perché probabilmente non interessasse l'argomento, ma perché probabilmente, prima di tutto, vengono delle cose che per loro sono un po' più alte rispetto al fumetto, ma questo è un problema, secondo me, generale, non c'è niente da fare. Per ora in Books prende posizione, assolutamente, e più avanti andremo, più vedrete con i nostri titoli prenderanno posizione. Avete pensato di tradurlo, di avere una distribuzione un po' più ampia, uscire fuori dall'Italia e arrivare magari in altri paesi? Esiste la possibilità? Si può fare? Sì, si può fare, col cartaceo è ancora un po' difficile, mentre invece col digitale ci si muove meglio. È una strada su cui, insomma, stiamo provando a battere. Lo sapevo. E siamo scontati. Dal Giappone e dall'America, e quindi Barba di Perle sarà sicuramente presentato in inglese e in giapponese molto presto. Speriamo risposte dalla Francia e dalla Spagna, però sì, vogliamo esportare i nostri fumetti. Ci sono dei vostri cugini europei che fanno ovviamente immagino di sì, comunque, che puoi citare un percorso simile al vostro? Sì. Importante, insomma, che vale anche la pena. Guarda, nel resto d'Europa io mi sono reso conto che gli editori LGBT pubblicano principalmente materiale erotico. Ecco. Mentre invece probabilmente noi in Europa siamo i primi a fare materiale che sì, ha anche dell'erotico, però non è esplicito, cioè non ha come obiettivo solo quello. Loro probabilmente vendono di più. Ma c'è dell'attivismo anche in un fumetto erotico, immagino. Sì. Sì, dai, c'è, ok. Ci sono degli attivi. C'è un messaggio anche in quel tipo di... ho capito. Flavia, ritorniamo al fumetto Santo che stiamo iniziando a conoscere. Io naturalmente non vado molto oltre perché non vi voglio rovinare la sorpresa della lettura, però alcune cose le possiamo dire. Santo lavora al mercato della frutta. Santo ruba. Sì, ruba collane, orecchini, bigiotteria, tutti oggetti che potrebbe tranquillamente permettersi di comprare perché sono di plastica, perché sono in questi negozietti per turisti del genere di souvenir, però li ruba, non li acquista. Una cosa che si capisce fin subito dall'inizio è che li ruba per nasconderli e non ammette né di prenderli né di averli perché verrà immediatamente scoperto dal suo pseudo fidanzato. Dico pseudo perché ha un ruolo anche questa parola nella storia, e per Santo diciamo che è un modo di negare il suo desiderio di averli e di indossarli, per cui rubarli da un certo punto di vista gli permette di non fare quel passo dell'entrarne in possesso, di averli più che altro cercato e voluto e conquistato l'oggetto. Quindi all'inizio della storia c'è questa sorta, il furto come negazione del desiderio. È interessante questo aspetto perché Flavia riesce a raccontarci, uso il termine contraddizione, nel senso che questa parola
riesce a raccontarci le contraddizioni che Santo vive con la propria identità, con la necessità di nascondersi al mondo, persino al suo pseudo fidanzato, che non è un caso che venga chiamato così, perché di fatto viene trattato come un pseudo fidanzato, e lo fa creando un'altra contraddizione, cioè la necessità di vivere la propria identità passa attraverso un furto, il furto di oggetti che potrebbe appunto tranquillamente permettersi. Si parla di transessualità in questo fumetto? Si potrebbe parlarne, perché è una domanda che mi viene fatta quasi sempre: parla o meno di transessualità al fumetto? E io spesso rispondo: è importante saperlo, bisogna etichettare tutto per forza. Quando dicevi che il fumetto parla di sfumature, perché io ho voluto in questo senso lasciare libera scelta al lettore e al protagonista stesso di scegliere o di camminare sulla sua strada senza per forza arrivare a una definizione, per cui sì, potrebbe parlare di transizione e potrebbe essere semplicemente una collana di perle. Diciamo che Santo lo accompagni fino a un certo punto, poi lo lascia andare da solo. Tuttavia all'interno della storia Santo ha bisogno di altri per risolversi. Tutti i personaggi, anche quelli negativi, che poi usare il personaggio, dividere tra buoni e negativi in questo fumetto è difficile, perché persino Santo sta un po' sulle palle. Strovatissimo. È un personaggio che ad amarlo bisogna proprio impegnarsi per comprenderlo. Hai avuto una volontà nel crearlo così? Beh, non proprio una volontà, però diciamo che di solito i miei personaggi raccontano una parte di me, e lui è appunto il pregiudizio e il dubbio, e ovviamente in una funzione come nella funzione teatrale di scegliersi un ruolo e per arrivare alla catarsi, lui comunque gli spetta questo ruolo qua, quindi sì, è antipatico, è abbastanza isterico, più o meno la Giovanna Mezzogiorno di questo fumetto. Se è un fumetto delle sfumature è proprio vero, è per questo che ho difficoltà a dividere i personaggi tra completamente negativi e completamente buoni. A parte sì, c'è dei personaggi che tu identifichi in qualcosa di molto negativo, che rappresentano poi l'omofobia ideologica, perché ci racconti anche questo, però Flavia ci racconta molto bene anche l'omofobia del quotidiano, che è quella di cui ci siamo spesso dimenticati. È la scena semplice del mondo del lavoro in cui il collega è a fianco senza accorgersi di chi sei realmente, o forse perché non tutti i giorni dobbiamo definirci, non sempre, non a lavoro, può non venire fuori, e i colleghi a fianco appunto ridono, parlano di ma guarda sto frocio quanti ne ha preso, che è un'omofobia che non sempre viene raccontata. È molto più semplice raccontare la grande omofobia, quella degli inseguimenti per strada, delle mazzate, dell'omofobia politica. Tu invece in questo racconto di sfumature e di pregiudizi riesci a raccontare in alcuni passaggi che sono soffi, semplici, sono dei passaggi narrativi, riesci a raccontare anche questa omofobia del quotidiano. Sì, diciamo che in Toscana siamo molto goliardi, amiamo ridere, la sessualità per noi è sempre motivo di ironia, spesso anche buona, però come tutti i giochi può ferire. E per esempio questa è una cosa che succederà a Santo ai mercati generali, di sentire dei colleghi mercanti fare della facile ironia su un passante o un personaggio in particolare. E sì, non c'è da darci un grande peso, però questo appunto gli provoca un notevole imbarazzo. Omofobia ce n'è anche nel personaggio stesso, che è il primo nella storia ad essere forse il più becero, il più aggressivo e irritato
con l'omosessualità in genere, e ce n'è in maniera quasi caricaturale, ingenua, in quello che sarà l'antagonista, diciamo, della vicenda, che è appunto un genere di omofobia che potrebbe essere identificato come quella più aggravata, però in realtà è la più ingenua e banale. Io anche in questi aspetti trovo che il fumetto sia molto coraggioso, uno perché racconta l'omofobia interiorizzata di un omosessuale. Non è una cosa che ho letto spesso, non è una cosa che viene raccontata tutti i giorni, anzi spesso forse non ce la raccontiamo nemmeno noi, non così chiaramente, non così semplicemente come Flavia riesce a raccontarla. Flavia, tu sei una donna, però hai raccontato di un uomo. Beh, a dire la verità, questa storia è nata in maniera molto spontanea. Diciamo che ho scelto gli uomini per la barba, nel senso che nel rivelarsi ho voluto usare appunto questa metafora sia della depilazione che del togliere qualcosa che... cioè la barba è virilità e non per forza deve essere così, però il nostro personaggio protagonista la usa in un certo senso per mascherarsi da uomo e quindi è senza dubbio le donne non ne hanno abbastanza per poter interpretare o per Com'è stato raccontare la storia di un omosessuale maschio? Per me è un po' difficile, infatti spero di esserci riuscita adeguatamente, però non credo che alla fine il genere abbia tutta questa importanza, perché credo nell'universalità dei sentimenti e quindi penso che il messaggio passi comunque, che io abbia fatto un buon lavoro o meno e che il protagonista sia un uomo, una donna o qualcosa in più e comunque mai abbastanza. Penso che non sia fondamentale la questione. Una domanda che faccio ad entrambi. Il problema della transfobia e dell'omofobia secondo me andrebbero affrontati dall'età scolare, insomma, quindi dalla scuola. Voi pensate che il vostro fumetto, o comunque lo strumento del fumetto come elemento potrebbe essere utilizzato come lavoro nelle scuole, nell'età formativo scolare? Se posso rispondere? Sì, tutti e due, insomma. Io ho imparato il romanticismo dai libri fondamentalmente, i miei primi amori sono passati dalle piccole donne ai grandi classici e non c'era un diretto corrispettivo omosessuale. Il mio primo fumetto, libro, non so neanche dirti veramente se parla di... Comunque il mio primo fumetto l'ho letto a 23 anni fa, fondamentalmente non crede. Io sono stata quella che è entrata in libreria e ha detto: oh mio Dio, ma si possono pubblicare queste cose? Per cui credo che credo fortemente nella lettura come formazione, comprensione dell'amore, perché comunque penso che anche in età scolastica ci sia bisogno di romanzi, film e fumetto omosessuale, perché c'è bisogno di impersonificarsi, di capire che qualcuno sta vivendo quello che stiamo vivendo noi, di avere delle semplici fantasie che magari un giorno non vorremmo neanche più realizzare. Però io personalmente sono cresciuta comunque con uno stereotipo di un genere d'amore che poi, essendomi innamorata di una persona che non era un uomo, ho avuto difficoltà a trovare, per cui quando invece leggo storie di donne dico assolutamente, cioè, questo mi rispecchia, non mi rispecchia, e quindi sì. Penso che in età scolastica mi avrebbe senz'altro fatto piacere trovare qualcosa da leggere, perché quei libri sono pigra, sicuramente leggevo tanti fumetti e mi sarebbe piaciuto trovare qualcosa del genere. Ok, invece Nino chiedo, invece un progetto da proporre appunto alle scuole, un progetto mirato, quindi con un messaggio ben preciso, è fattibile, si può pensare, oppure è un lavoraggio? È fattibile e lo presenteremo al Pride di Palermo ufficialmente, perché stiamo creando una serie a fumetti
ambientato a Palermo, dove ci sono dei ragazzini, tra cui il protagonista che è gay, che combattono contro questi demoni. Adesso non c'è un titolo definitivo né nulla, però diciamo che affronta più o meno i problemi dell'omofobia a scuola, alle scuole medie, al liceo. Il protagonista si innamora del suo migliore amico e non riesce a dirglielo, benché questa cosa la sappiano tutti, solo lui non riesce a dirglielo, e quando si dichiara, vabbè, insomma, non sto a tagliarvi con la storia, però sì, è un progetto realizzato principalmente per le scuole. Lo presenteremo anche a Bologna per le scuole e speriamo che ne venga fuori qualcosa di buono. Io sono straconvinto che servano dei fumetti con la tematica omosessuale per i ragazzini. Perché per esempio, adesso riderete perché tanto ridono tutti, fatelo. Ieri sera scherzavamo sul fatto che a me piace Sailor Moon, però io quando ero ragazzino e mi sono imbattuto in Sailor Moon, ho detto c'è qualcosa che mi rappresenta, che rappresenta me, perché in Sailor Moon ci sono un sacco di personaggi gay, c'è una coppia di lesbiche, due guerriere Sailor che stanno insieme, vivono il loro amore in tutta tranquillità. E quando ero piccolo uscì fuori, piccolo, poi non ero proprio così piccolo, avevo 15 anni, saltò fuori la polemica Sailor Moon fa diventare i bambini gay, e io ho sempre detto belli, Sailor Moon non è la causa, è la conseguenza. Se sei frocio Sailor Moon ti piace per forza. A questa cosa insomma, volevo creare anche in Italia qualcosa che i ragazzini gay potessero amare, e ci sto provando. E con Ren Books ci stiamo impegnando anche per quello. Lo chiedo a Flavia e anche a te, è una cosa che mi interessa molto perché anche nella militanza, nell'associazione, i fumetti della Rainbook sono a tematica GLBTQI, però in realtà in senso pedagogico devono e possono essere letti da tutti. Insomma, la tematica è una, qui mi collego anche alla domanda che ti faceva Aldo. In realtà un fumetto che parla di protagonisti omosessuali in realtà andrebbe letto da tutti, penso che sia utile a tutti. Sei d'accordo con me? E quindi anche nella non ghettizzazione di determinati tipi di prodotti che trattano una tematica ma non per forza sono in realtà riferite ad un solo pubblico, anzi potrebbero essere anche con delle buone azioni secondo me di, passami il termine, marketing, indirizzate ad un pubblico molto più ampio. Sì, io sono d'accordissimo sotto questo aspetto con te. È effettivamente una cosa che non avevo detto, forse perché non pensavo ce ne fosse bisogno, ma i fumetti di Ren Books sono letti tantissimo dagli eterosessuali, in particolare dalle ragazze, e poi addirittura a una fiera mi è capitato di essere allo stand e un signore con la moglie e il figlio è venuto e si è comprato i nostri fumetti. Per me è stato allucinante. Il pubblico etero ci segue e se ne sbatte altamente del fatto che i protagonisti siano gay o no, e secondo me questo è un segnale molto forte del fatto che la nostra società sta cambiando, è la nostra politica che non se ne rende conto, e speriamo insomma di continuare così. Continua a speriamo. Quante difficoltà ci sono? Quante difficoltà ci sono nel produrre un prodotto come questo? Nel produrlo nessuno, te l'assicuro. Appena sentono dire fumetti gay, facciamolo! Sbanchiamo tutto! Rededici. Il problema è nel venderli, nel senso che i distributori, a parte il nostro distributore Alastor che in realtà ci crede molto, i distributori ci dicono: ragazzi, questa roba non va, cioè ci sono i froci, non se la compra nessuno. I librai ci dicono, anche a Bologna, che dovrebbe essere questa città apertissima, ci dicono: ma noi non abbiamo clienti del genere. Nel frattempo ci sono le lesbiche che gli stanno rimontando gli scaffali. Però evidentemente loro clientela del genere non ne hanno, e quindi questa è la difficoltà maggiore. L'altra difficoltà è che comunque il fumetto viene percepito come una roba per ragazzini e non c'è verso
e quindi ti snobbano a prescindere. Ti dicono, vabbè, che fai Dragon Ball? No, non faccio Dragon Ball, già. Ti snobbano le associazioni, ti snobbano le banche, perché se tu volessi, non so, dire vorrei fare questo progetto e vorrei proporlo un pochino più ampio, quindi stamparne di più, ho bisogno di aiuto, ti dicono fate le cose per bambini, non interessa a nessuno. Insomma, le difficoltà ci sono, però ci sono anche le soddisfazioni, perché Redbox è stato accolto bene e ogni volta che ho lavorato a un titolo LGBT, anche non della mia casa editrice, ma penso solamente, non so, a un titolo adesso sconosciuto, si chiama Princess, dove ci sono, che è andato in edicola anni e anni fa, dove ci sono questi ragazzini che vanno alle scuole superiori e si devono fingere le principesse della scuola travestiti da donna. È stato un successore questo fumetto in edicola. Il fatto che le associazioni non si siano rese conto che c'era questo fumetto in edicola, l'editore se ne è reso conto troppo tardi, ha fatto sì che questo fosse un esperimento rimasto lì, morto. In tutto questo dove volevo arrivare al fatto che sì, secondo me siamo pronti. Flavia, questo strumento può essere letto nelle scuole, può essere utile che un qualsiasi ragazzino, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, può essere utile per combattere in qualche maniera i problemi del bullismo e dell'omofobia, che comunque nelle scuole ci sono, anche casi molto recenti ce li indicano. È un fumetto che può aiutare? Sì, senza dubbio, può aiutare. Io da autrice sono sempre un po' cauta nel darne giudizio, però senza dubbio è appunto a vari punti di lettura. Nel fumetto si parla dell'abito, cioè dei vestiti proprio fisicamente, se non degli accessori comunque, ed è una cosa che ha influenzato l'adolescenza di tutti, ma anche l'età adulta, cioè scegliere una determinata tipologia di abito definisce a prima vista la persona che sei. E non è semplice, immagino, l'ho vissuto in un ambito adolescenziale. Questo fumetto in un certo senso ricorda quello che tutti sappiamo ma non lo esterniamo, cioè che dobbiamo fregarcene, sono stoffa e noi non siamo stoffa, e sicuramente è un genere di informazione che va ribadita soprattutto in adolescenza, perché sono la prima ad essere stata messa da parte, perché ero quella che portava a continuare fuso anni 90, perché avevo i maglioni larghi, il sopracciglio unico e determinate cose che insomma le abbiamo avute tutte, e per cui ecco, penso sia un messaggio che vale la pena portare. Barba di Perle, anzi Flavia, forse per l'età, ha creato un lavoro che secondo me è generazionale, racconta molto bene la sua generazione e la generazione di oggi. Nino, sei d'accordo con me su questa interpretazione? Sì, sono d'accordissimo. Sì, sono d'accordo anche perché mi ci sono visto proprio rispecchiato. Ho visto tanti miei amici e tanti ragazzi che ho conosciuto più giovani di me che effettivamente vivono ancora così, specialmente nelle città dove l'omosessualità non è come dire, visibile, come per esempio può essere Bologna, Milano, Roma. Quindi sì, io sono d'accordissimo con te. No, questa cosa l'ho sottolineata perché è un elemento in realtà molto importante. Ci sono dei lavori che possono essere considerati generazionali.